Sono Michele Burato, sono un artista del vetro. Il mio lavoro d'artista parte da molto lontano. La mia passione per il vetro è iniziata, diciamo, fin da bambino, ma per un motivo molto semplice. Essendo veneziano di nascita, mio zio fin da ragazzino mi portava a visitare le fornaci di Murano, per cui nella mia mente sono rimaste queste immagini che mi hanno successivamente portato a cominciare a sperimentare. Verso la fine degli anni 70 mi sono appassionato del vetro antico e del primi Novecento. Successivamente, verso la seconda metà degli anni 80, come una sorta di esigenza, diciamo, interna mia, ho iniziato a sperimentare il vetro fusione con dei forni elettrici. Questo inizio è stato di fatto una sorta di sperimentazione per anni. Conscio di avere bisogno di capire, di studiare le tecniche, col tempo ho praticamente iniziato a sviluppare delle sculture molto pittoriche, perché il mio istinto mi porta a usare il vetro come se fosse una tela. Quindi io non nasco pittore, ma trasferisco questa mia esigenza sul vetro. Poi successivamente gli anni sono passati e ho iniziato un percorso con galleristi, quindi ho avuto una gran fortuna di conoscere la gallerista Rossella Jung, che ha iniziato a occuparsi di vetro contemporaneo. Parliamo già della seconda metà degli anni 90. E con questa occasione ho potuto esprimermi sempre di più, sperimentando e avendo l'opportunità di passare a un 360 gradi, a un tridimensionale, con l'aiuto del maestro vetraio, con cui per gli anni successivi abbiamo collaborato insieme. Il mio lavoro appare immediatamente un lavoro non, diciamo, tecnico, ma è un lavoro, se si può dire, di pancia. Io lavoro molto, ci tengo molto alla gestualità, al gesto iniziale. Non mi pongo il problema mai del lavoro finito. Inizio, essendo la materia vetro meravigliosamente duttile e imprevedibile, spero sempre che il lavoro finito sia più o meno come l'avevo pensato inizialmente. Colgo l'occasione per ringraziare l'Istituto Veneto Scienze, Lettere ed Arti e la Fondazione dei Musei Civici di Venezia per l'assegnazione del premio Glass in Venice 2022.